740 km da Musile di Piave a Trieste, passando per i luoghi martoriati dalla Grande Guerra e dalle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Si chiama Adriatica Ionica Race, la corsa ciclistica ideata da Moreno Argentin, campione del mondo su strada nel 1986. La prima edizione si svolgerà in 5 tappe attraverso il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo voluto partire dalla storia prima di assemblare questo prodotto sportivo / turistico. Siamo partiti dalla storia della Serenissima. A sostenere il progetto anche il CT della Nazionale, Davide Cassani e gli ex campioni del mondo, Maurizio Fondriest e Gianni Bugno. I ciclisti partiranno il 20 giugno da Musile per la prima tappa fino al Lido di Jesolo. Il giorno successivo raggiungeranno Maser, ripartiranno poi da Mussolente per il tratto più duro, attraverso le Dolomiti fino ai 2233 metri del Passo Giau, poi da San Vito di Cadore a Grado e da lì a Trieste. La speranza è di allungare il percorso nelle prossime edizioni. Per il 2019 è già fissata una tappa in Carinzia e negli anni successivi si spera di chiudere l'accordo con Slovenia e Croazia per poter correre anche sulla sponda orientale dell'Adriatico. Questa corsa deve avere la forza di buttare giù le barriere e unire culture e popoli. Sappiamo bene che nella storia lo sport ha sempre unito le varie problematiche politiche in qualsiasi parte del mondo. Noi, anche se siamo piccoli, abbiamo questa ambizione nel nostro piccolo di fare la nostra parte.